È Francesca Valenti, nuovo presidente dell'AT Idrico, eletta ieri nel corso dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento. È il sindaco di Sciacca che ha preso il posto di Vincenzo Lotà, che ha guidato l'organismo per 2 anni, dal maggio del 2006 fino al stesso periodo del 2018. La Valenti è stata eletta nel corso dell'assemblea di ieri pomeriggio con 31 voti su 37. Sono contenta del fatto che i miei colleghi mi abbiano dato questa fiducia, è un incarico molto gravoso, quindi ne sento assolutamente tutto il peso. Confido sul fatto che tutti quanti, senza alcuna distinzione e contrapposizione, possiamo lavorare insieme per portare avanti le esigenze dei nostri cittadini, un servizio efficiente e costi ridotti. Sarà nella continuità del suo ex presidente Lotà? La continuità la dà questa esigenza, cioè io credo che tutti quanti, tutti i 43 comuni abbiamo la stessa esigenza, perché i nostri cittadini ci chiedono l'acqua, che è un bene pubblico essenziale e che non sia un bene di lusso e quindi ad un costo non da bene di lusso, e ci chiedono un servizio efficiente. Tutto questo sarà ciò che io porterò avanti e in questo confido sull'aiuto di tutti quanti. C'è un'avvertenza legale aperta con il parere dell'avvocato? Dico, si continuerà, si arriverà a una transazione, si aspettano le risposte di Girgenti Acque ancora? Certo, noi abbiamo un procedimento aperto sulla risoluzione che è stato votato all'unanimità dall'Assemblea e quindi è evidente che questo procedimento verrà portato avanti. Una valutazione su questa che è stata l'elezione del mio Presidente? Ma penso che la speranza di migliorare non si deve abbandonare mai, anche perché sperare costa poco. Speriamo che la nuova Presidenza, come sicuramente sarà, si adopererà perché si incida pesantemente sui costi dell'acqua in Sicilia e nella nostra provincia in particolare, perché i nostri cittadini di pagare bollette esose non ne possiamo più, perché anch'io, come lei che mi ascolta, siamo utenti. Lei è anche intervenuta in merito alla nomina del Consiglio di Presidenza? Sì, perché ritengo che per quanto si possa essere creata, è stata questa separazione, i comuni consegnatari e non, Menfi è un comune non consegnatario delle rete idriche, comunque sia è giusto per un tavolo futuro tecnico di ragionamento, di trovare delle soluzioni, avere la possibilità di esponenti sia dalla parte di chi ha consegnato che di chi in questo caso non ha consegnato, perché il confronto è fondamentale, in democrazia dà possibilità anche di soluzione di problematiche e quindi è giusto che ci siano degli esponenti, un numero di esponenti sia considerato in maniera equa per portare dei risultati.